Una operatrice sanitaria è stata allontanata dalla casa di riposo di Grado e denunciata perché ubriaca è caduta addosso a un ospite 91enne provocandogli lesioni. Il sindaco Kovac, condotta disdicevole. Si allarga lo scandalo delle criptovalute che riguardano la società estera New Financial Technology. La procura di Pordenone ha aperto un'indagine per truffa aggravata, perquisizioni sul territorio e spuntano vari indagati. No alla bretella per deviare il traffico dal centro di Pasian di Prato dopo l'investimento delle tredicenne. La regione preferisce puntare sulla tangenziale sud, opera per la quale i lavori potrebbero partire nel 2024. Un carcerato su 2 si trova in cella per reati legati agli stupefacenti, il 35% in prigione per piccolo spaccio, il 28% sono tossicodipendenti, emerge dal libro bianco presentato oggi a Tolmezzo. Per la prima volta nella storia della Coppa Carnia in finale si sfidano 2 squadre dello stesso comune, Villa e Folgore. Su Telefriuli la diretta della gara di Treviso dalle 19:45 fino alle premiazioni. Buonasera da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Completamente ubriaca cade addosso a un anziano ospite che doveva accudire e lo ferisce. Un'operatrice socioassistenziale è stata allontanata dalla casa di riposo comunale di Grado nella quale lavorava. I carabinieri del NAS di Udine l'hanno denunciata alla procura. Ubriaca sul posto di lavoro, cade rovinosamente addosso, ferendola ad un anziano di 91 anni che stava accudendo. Si è conclusa con una denuncia alla procura e l'allontanamento immediato dalla casa di riposo comunale Serena di Grado, gestita dalla società Social Team, la vicenda che nei giorni scorsi ha visto l'operatrice socio-assistenziale provocare lesioni ad un anziano ospite. A causa delle sue condizioni di alterazione dello stato psicofisico, la donna di nazionalità bulgara e di mezza età gli è caduta addosso mentre lo accudiva. Sono stati i NAS di Udine, nell'ambito di controlli mirati alle residenze per anziani effettuati nel periodo di Ferragosto, a denunciare l'operatrice socio-assistenziale. Una trentina in tutto le ispezioni effettuate dai militari dell'Arma in tutto il Friuli Venezia Giulia, che a parte il fatto successo a Grado non hanno riscontrato particolari irregolarità. Negli ultimi giorni i carabinieri del NAS hanno ispezionato sull'intero territorio nazionale 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70 irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127 sanzioni penali e amministrative per oltre 40.000 euro. Tra le violazioni più ricorrenti la carenza strutturale ed organizzativa. Una condotta estremamente disdicevole, l'operatrice è stata licenziata in tronco, così il sindaco di Grado Kovac sulla vicenda. Kovac fa sapere di aver chiamato i parenti della persona ferita dall'operatrice per esprimere il proprio dispiacere sull'accaduto e per dire loro che facciano ciò che ritengono opportuno per tutelare l'anziano. Il 1° c'è stato il passaggio tra la vecchia e la nuova gestione. A una cooperativa è subentrata una nuova società, un nuovo gestore. L'operatrice che ha assunto questa condotta estremamente disdicevole, per non dire altro, è stata licenziata in tronco. Questo per garantire appunto la tutela massima possibile di tutti i nostri ospiti. E dispiace che ci siano delle persone che non rispettano i nostri ospiti, i nostri nonni, i nostri vecchietti, che non rispettano appunto la loro dignità, che non rispettano le loro persone e che non rispettano soprattutto la loro fragilità. E abbiamo messo a frutto l'esperienza passata, il controllo sulle attività dei nostri operatori, dei nostri collaboratori è estremamente trasparente. Come avete gestito anche la situazione con le famiglie? Ho chiamato i parenti della persona oggetto di questa disdicevole condotta e ci ho parlato e mi sono ovviamente dichiarato estremamente dispiaciuto e ho detto anche a queste persone che facessero tutto quello che ritenessero opportuno di dover fare. Eseguite questa mattina a Pordenone alcune perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulle criptovalute che riguardano la società estera New Financial Technology. Spuntano vari indagati, il reato è truffa aggravata.
La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un'indagine preliminare in merito alle vicende che riguardano la società estera New Financial Technology, azienda che avrebbe raccolto denaro da parte di alcune migliaia di cittadini italiani per investire gli importi in criptovalute, ma che ora sembra non essere più in grado di restituire i capitali, ipotizzando i reati di truffa aggravata e di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, a renderlo noto il procuratore capo Raffaele Tito in un comunicato. L'indagine, si apprende, è stata aperta a seguito di un'approfondita informativa della Guardia di Finanza di Pordenone del 10 agosto e allo Stato vede indagate più persone. Questa mattina sono state eseguite alcune perquisizioni domiciliari nelle province di Pordenone e Treviso e in altre località del territorio nazionale, così constatando la probabile già avvenuta sparizione di gran parte dei documenti di altre utili informazioni, ha fatto sapere Tito. La Procura di Pordenone è in stretto contatto investigativo con quella di Treviso. Non è questo il momento per fornire ulteriori dettagli, prosegue il procuratore, anche se pare che, ancora una volta, troppe persone non abbiano voluto ascoltare i moniti di prudenza che vengono costantemente emanati dagli organi statali preposti e invogliati da inverosimili guadagni, abbiano investito imprudentemente i propri risparmi guadagnati, spesso con tanto sacrificio. La Procura di Pordenone, l'auspicio finale del procuratore, adesso confida nel senso civico di questi investitori per fare ampia chiarezza sui fatti e si augura che questi si rivolgano anche spontaneamente agli organi di polizia giudiziaria per raccontare la loro vicenda. Maxi furto in un'abitazione in via di Topo a Udine. Il proprietario, al rientro dalle ferie, ha denunciato ai carabinieri la sparizione di monili in oro per un valore stimato di 15.000 euro. Non sono stati riscontrati segni di effrazione. A Lignano questa mattina malore fatale per un turista di 65 anni. Un uomo italiano di 65 anni è stato trovato senza vita questa mattina alle 11:20 da personale della Capitaneria di Porto di Lignano. L'uomo in villeggiatura era entrato in acqua per fare il bagno, ma non era più risalito. Sono scattate subito le ricerche. Alle 10:30, un'ora dopo, il 65enne è stato trovato da militari bagnini nei pressi dell'ufficio 6 di Lignano Pineta. La vittima è stata trascinata in quel punto dalla corrente, in mezzo a centinaia di bagnanti. Incosciente è stato rianimato da personale del 118, che altro non ha potuto che constatarne il decesso. Fatale un malore mentre era in acqua. La moglie, avvisata dell'accaduto, ha avuto un mancamento. La salma del 65enne è stata protetta e schermata alla vista dei bagnanti grazie ad alcuni ombrelloni. In attesa dell'arrivo delle pompe funebri del decesso è stato subito avvisato il magistrato di turno. Malore fatale ieri sera a Pasian di Prato anche per un 56enne manovale. La vittima è stata rinvenuta nel terrazzo di casa. Sul posto i carabinieri di Martignacco, che hanno escluso il coinvolgimento di persone terze. Ha perso l'equilibrio e ha battuto violentemente la testa. A soccorrere un escursionista è stata la stazione del soccorso alpino di Forni a Voltri, che è dovuta intervenire nel pomeriggio di oggi tra il rifugio Lambertenghi Romanin e il rifugio Tolazzi a circa 1750 metri di quota. A infortunarsi un 73enne di Lestizza che è stato ritrasportato all'ospedale di Udine. È rimasto sempre cosciente ma ha riportato un serio trauma. E a proposito di soccorsi in montagna, si sono dovuti attivare anche per 3 escursionisti che avevano smarrito il sentiero in Valcellina e per un uomo rimasto bloccato a 30 metri di altezza a Forni di Sopra. Doppio intervento sulle montagne friulane da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della serata di martedì, il primo in Valcellina, dove si erano smarriti 3 escursionisti, padre, figlia e un amico con appresso il loro cane Rocky, che stavano scendendo da Casera Galvana verso il passo di Sant'Osvaldo a 1300 metri di quota. Dopo aver smarrito il sentiero, i 3 sono stati sorpresi dal buio. A recuperarli sono stati i vigili del fuoco di Maniago, assieme a una squadra speleo-alpino fluviale di Pordenone, supportata dall'elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia, che ha raggiunto i 3 portati al campo volo di Cloud. Solo uno spavento per loro. Ben più complesso l'intervento che in serata ha visto impiegati i vigili del fuoco di Tolmezzo e i volontari del soccorso alpino, che hanno salvato un escursionista rimasto bloccato a 30 metri d'altezza su un terrazzino naturale nei pressi di una cascata ad Andrazza a Forni di Sopra. I soccorritori hanno allestito un sistema di corde per risalire la parete e raggiungere l'uomo, incolume ma infreddolito, calato poi per circa 30 metri con uno speciale in brago. Una volta raggiunto il sentiero, attorno alle 4 di notte, è stato accompagnato fino alla strada, dove ha fatto rientro autonomamente nel proprio alloggio.
Sono in arrivo temporali e forti piogge, la protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalle 6 di domani fino alle 18 di venerdì e spiega che nei prossimi 2 giorni una saccatura atlantica determinerà un generale aumento dell'instabilità per quanto riguarda la nostra regione, in particolare nelle ore centrali della giornata di domani e poi fino al pomeriggio di venerdì. E per capire esattamente dunque che cosa ci attende per i prossimi 2 giorni abbiamo interpellato il nostro previsore Antonino Renda. Nei prossimi giorni saremo interessati da una intensa saccatura atlantica che vediamo qua proprio nel quadro in quota. Questo quadro si riferisce alla notte tra giovedì e venerdì. Da dire che nella giornata di domani ci attendiamo dei forti venti da sud-sud-est sia sulla costa che sulla fascia montuosa. Infatti in quota le raffiche potranno anche superare i 100-120 km/h. Il tempo sarà instabile, dunque non pioverà assolutamente tutto il giorno. Nella giornata di giovedì avremo delle lunghissime pause senza precipitazioni in un clima piuttosto afoso. Le piogge saranno un pochettino più costanti sulla fascia alpina e prealpina, ma appunto, come detto, molto meno su pianura e costa, dove però il peggioramento vero e proprio giungerà nel corso della notte. Infatti nella notte tra giovedì e venerdì avremo delle piogge e dei temporali diffusi, anche localmente molto intensi, che poi proseguiranno per parte della giornata di venerdì. Quindi ci saranno anche, specialmente tra la notte, tra giovedì e venerdì e la mattina, primo pomeriggio di venerdì, delle piogge localmente intense, intervallate da delle pause, ma anche un alto rischio di nubifragi, in grado di scaricare ingenti quantitativi di pioggia in breve tempo. Poi avremo un miglioramento del tempo più deciso nella giornata di sabato. No alla bretella per deviare il traffico dal centro di Pasian di Prato dopo l'incidente che ha coinvolto un tredicenne. La regione preferisce puntare sulla tangenziale sud, opera per la quale i lavori potrebbero partire nel 2024. Il grave incidente stradale che ha messo a repentaglio la vita di un ragazzino di 13 anni, travolto sulle strisce pedonali la sera di Ferragosto sulla Pontebana a Pasian di Prato, ha riportato l'attenzione su una bretella, già progettata dal comune, che possa bypassare il centro del paese e sfociare a Udine su via Monsignor Nogar. Un'opera richiesta espressamente dal sindaco Andrea Pozzo dopo l'incidente, che però andrebbe finanziata dalla regione. Ma a Trieste l'idea è quella di attendere la realizzazione della tangenziale sud, opera da oltre 140 milioni di euro, di cui si parla da anni per limitare il traffico ed evitare altri incidenti. Purtroppo è successo un fatto increscioso e molto grave, anche se nel tratto in cui è successo non è un tratto rischioso per se stesso. È chiaro però che lì bisogna intervenire sulla Pontebana e l'intervento definitivo e risolutivo è quello della tangenziale sud, che è l'unica soluzione seria e duratura per quanto riguarda sia la sicurezza che la viabilità. I lavori dovrebbero iniziare a fine 24 perché siamo ancora nella fase della valutazione a livello ministeriale dell'incidenza ambientale. Una volta avuto questo parere è chiaro che si va più spediti, per cui ci sono molte probabilità che entro il 24 riusciamo a iniziare i lavori. Per quest'opera in ogni caso serve ancora pazienza. E ora andiamo a Trieste per un bilancio degli importanti controlli che sono stati fatti a Ferragosto. Dovremmo avere il servizio sui... Un solo soccorso in mare di non grave entità e tanti controlli a terra, in mare e via cielo. L'ammiraglio Vincenzo Vitale, alla guida della Capitaneria di Porto di Trieste, trancia un bilancio positivo di queste festività di Ferragosto. 11 mezzi tutti i giorni in regione impiegati come mezzi navali, più 6 mezzi terrestri, diversi chilometri percorsi da terra lungo tutto il litorale regionale. A fronte di presenze, devo dire la verità, per quanto riguarda non tanto la balneazione ma la parte marittima e i diportisti, non molto elevate, perché abbiamo registrato una presenza in mare regolare, non eccezionale, ma con un bilancio del comportamento tanto a terra lungo il litorale quanto, ripeto, dai diportisti molto positivo, perché si consideri che abbiamo fatto oltre 1400 controlli in tutta la regione, con 5 sanzioni, tutte sanzioni amministrative, e quindi niente di rilevante dal punto di vista del pericolo, nessuna di pericolo, ma più di negligenza nella gestione della barca.
Questo è il bilancio dell'attività della Capitaneria di Porto durante il ponte di Ferragosto. Per quanto riguarda i controlli effettuati nella città di Trieste dalle forze dell'ordine, ci sono state 3 persone arrestate, 4 denunciate. Vediamo perché. Un focus sui luoghi della movida e poi controlli in zone considerate a rischio. Intensa l'attività delle forze dell'ordine coordinate dalla prefettura a Ferragosto nella zona di Trieste, dove i carabinieri hanno provveduto a effettuare 3 arresti e 4 denunce a piede libero, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza. Sempre i militari dell'Arma hanno identificato 249 persone e controllato 104 veicoli, elevando 21 sanzioni. La polizia di Trieste è stata impegnata in Piazza Libertà, Via del Bonomo, Via Cassa di Risparmio, Piazza Ponte Rosse, zone attigue, Piazza Garibaldi, Borgo San Sergio, Piazza Venezia e Muggia, ed ha proceduto all'identificazione di 391 soggetti, di cui 161 extracomunitari, alla verifica di 64 autovetture, al controllo di 5 esercizi pubblici e alla fine è stata effettuata una contravvenzione. Per quanto concerne la polizia ferroviaria, a fronte del forte aumento dei flussi turistici, il focus è stato posto nella zona dei valichi e in particolare a Tarvisio, via naturale di transito per i flussi migratori illegali, sfruttando anche l'ormai rodata collaborazione con le forze dell'ordine della vicina Austria. Nel periodo compreso tra il 13 e il 15 agosto 2022 sono state controllate 35 stazioni ferroviarie e scortati 18 treni, sempre dal personale della polizia ferroviaria in uniforme. Ciò è avvenuto sull'intera rete ferroviaria della regione con l'impiego di 59 pattuglie Polfer, con il compito di prevenire e reprimere possibili illeciti lungo tutte le tratte ferroviarie. Sono state identificate 1049 persone, indagati 4 soggetti. 2 cittadini romeni latitanti sono stati arrestati dalla polizia di Udine. Il primo è un 50enne rintracciato dalla polizia romena nel suo paese, deve scontare 4 anni, 10 mesi, 17 giorni di reclusione per furti in abitazioni e attività imprenditoriali commessi fra il 2016 e il 2017. Il secondo, un 38enne che deve scontare una condanna a 1 anno e 9 mesi emessa dal Tribunale di Udine per furti nel 2008. È stato estradato in Italia. Avrebbero imbrattato con oltre 600 scritte manufatti pubblici, edifici privati, pensilline delle fermate dei bus, isole ecologiche tra Trieste e Muggia. Per questo 2 giovani di 21 e 23 anni sono stati denunciati e multati con pesanti sanzioni pecuniarie. Le indagini dalla polizia locale di Muggia e Trieste, coordinate dalla procura di Trieste. Andiamo a Tarvisio, dove le strutture ricettive registrano una stagione estiva da tutto esaurito e in particolare nel mese di agosto fanno il pieno di turisti italiani. Le piste da sci restano sullo sfondo e in primo piano c'è un'estate da tutto esaurito e la montagna di Tarvisio con le strutture ricettive che fanno il pieno di turisti italiani, in particolare ad agosto. Estate importante dove abbiamo avuto un ottimo avvio grazie soprattutto alla ciclabile a inizio stagione, veramente direi anche da record in alcuni casi. E poi naturalmente arrivano le vacanze, arriva l'estate piena e a oggi insomma sicuramente si fa fatica a trovare qualche posto libero per dormire. Agosto è il mese degli italiani? Assolutamente sì, qualche differenza a livello ristorativo e alberghiero la vediamo, nel senso che magari l'italiano a pranzo preferisce star fuori e quindi girare le baite, i laghi, i luoghi un po' all'aperto, mentre a cena si ferma negli hotel o nei ristoranti, questo in centro. Gli altri turisti stranieri prevalentemente da che zone arrivano? Allora, posso dire che veramente stiamo lavorando a 360 gradi, non più solo austriaci, ma abbiamo germanici, sloveni, Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, ma anche Danimarca, Norvegia, soprattutto in bassa stagione con le biciclette, sono clienti veramente interessanti. E restiamo a Tarvisio, dove questa sera andrà in scena la finale di Coppa Carnia. Sarà un derby tra Villa e Folgore, ve la racconteremo su Telefriuli in diretta dalle 19:45. Allora andiamo da Alexis Sabot, che è con il presidente del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Ermes Canciani. A te Alexis.
Sì, grazie Francesca per la linea. Siamo proprio a Tarvisio, al Polisportivo Maurizio Siega, dove si vive davvero un'atmosfera elettrizzante con tanti supporter che stanno arrivando, circa 1000 per questo derbissimo molto sentito. Intanto c'è la Folgore che si sta riscaldando, ma come dicevi è arrivato il presidente Canciani proprio per una battuta su questa finalissima, su questo derby molto sentito in Carnia. Sì, grazie e buonasera a tutti. È una bellissima serata, il tempo è anche clemente. Ci auguriamo che la partita sia una partita che darà spettacolo, con due squadre, un derby veramente all'ultimo tocco, se possiamo dire così, e quindi ci sono tutti i presupposti affinché sia un bellissimo spettacolo. Ci auguriamo che venga tanta gente e finalmente diamo un calcio anche a una serie di polemiche forse assolutamente pretestuose che hanno preceduto questa gara. Giochiamo perché il nostro compito è quello di giocare a calcio, far divertire i nostri ragazzi e far divertire il pubblico. E chi vinca il migliore, poi insomma vedremo la diretta della gara su Telefriuli a partire dalle 19:45 con interventi con il presidente Canciani, ma anche con i presidenti delle due società che appunto ci racconteranno come stanno vivendo questa finalissima. Quindi ti ringrazio per la linea Francesca, ci rivediamo alle 19:45. Grazie Alexis, a più tardi allora. Intanto proseguiamo con il nostro telegiornale e con gli esiti, i risultati del libro bianco che sono stati presentati oggi a Tolmezzo, libro bianco sulla politica delle droghe. Il 35% dei detenuti è ristretto nelle carceri italiane per violazione dell'articolo 73 della legge sulle droghe, cioè per detenzione o piccolo spaccio. Il 28% di detenuti è qualificato come tossicodipendente. Quindi queste cifre così enormi fanno capire che un fenomeno sociale, culturale, di stile di vita, come lo vogliamo definire, provoca il sovraffollamento nelle carceri perché è stato criminalizzato e quindi il peso sulla giustizia è estremamente rilevante. Se non ci fosse una legislazione criminogena, noi non avremmo nelle carceri italiane le presenze che portano a una crisi che è anche messa in luce dal numero elevatissimo quest'anno, 52, di suicidi. Quindi rivedere, riformare la politica delle droghe cambiando questa legge che risale al 1990 è un segno di intelligenza e di umanità. Numeri in aumento per quanto riguarda i casi di shock anafilattico per puntura da api, vespe o calabroni. Api, vespe e calabroni. Basta una loro sola puntura per andare in shock anafilattico e nel peggiore dei casi morire. Una questione tutt'altro che rilevante, dal momento che negli ultimi anni all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone arrivano dai 30 ai 40 pazienti che manifestano reazioni allergiche gravi alla puntura di questi imenotteri. Rischi e pericoli sono dietro l'angolo, soprattutto durante il periodo estivo. Nei giorni scorsi un 46enne di Clout è morto dopo essere stato punto da alcuni calabroni. Fatale proprio uno shock anafilattico dal quale non si è più ripreso nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi. Le punture di menottero sono una delle allergie che vediamo più frequentemente in questo periodo, quindi l'estate e l'inizio dell'autunno. Nei casi di problemi gravi o gravissimi, quindi questi shock immediati importantissimi, sotto spesso ci nasconde un'altra patologia che è che si chiama mastocitosi, cioè una proliferazione di quelle cellule che poi rilasciano l'istamina, che è il mediatore delle reazioni allergiche. Cosa fare da un punto di vista terapeutico a chi manifesta delle reazioni? Reazioni gravi ai menotteri abbiamo, un po' la soluzione. Nel senso che oltre che a mettere in sicurezza il paziente fornendolo del farmaco salvavita, quindi l'adrenalina autoiniettabile che lui deve avere sempre con sé e si autoinietta dopo la puntura, la prima comparsa di sintomi, abbiamo una terapia molto efficace che è l'immunoterapia specifica per gli imenotteri, quello che viene volgarmente chiamato vaccino, che ha un'efficacia nel caso degli imenotteri altissima.
1.246 nuovi casi Covid rilevati oggi in regione a fronte di 7.430 test eseguiti. Sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri. Scendono di 15 unità i pazienti ospedalizzati in altri reparti, a 217. 8 le persone morte con Covid tra Udine, 6 e 2 a Pordenone. L'ultimo saluto nel pomeriggio di oggi a Udine all'industriale Paolo Petrucco, che è scomparso lunedì a 91 anni. Suoi alcuni dei ponti più importanti realizzati con la ICOP Gremita, la chiesa di San Domenico. Un visionario capace di dedicare la sua vita al lavoro, alla creatività, alla costanza del fare, prima per gli altri e poi per sé. Questo era Paolo Petrucco, l'industriale friulano scomparso lunedì a 91 anni, a cui Udine ha dato l'ultimo saluto. I funerali si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di San Domenico, una comunità a cui era molto legato. La chiesa, gremita, parenti, amici, dipendenti e collaboratori passati e presenti, quelli della ICOP, l'azienda di Basiliano ereditata dal padre Alvise, portata ad essere un colosso delle costruzioni e consegnata ai figli Piero e Vittorio. Nato a Cividale nel 1930, laurea in ingegneria meccanica all'Università di Trieste, Petrucco ha contribuito a fare grande il Friuli. Un patriarca, lo ha definito tratteggiando la sua figura Don Francesco Saccavini, un ingegnere pensante dalle mani creative che gli hanno permesso di costruire i ponti sul Tagliamento, in Valcellina, in Carnia per rialzarla dall'alluvione, e poi un uomo di fede, generoso verso gli altri, tanto da costruire in Sud Sudan una scuola per insegnare i mestieri a chi non aveva nulla. Padre sempre presente e nonno amorevole, lo hanno definito i figli e i nipoti in un messaggio. Imprenditore lungimirante, lo hanno etichettato gli ex collaboratori al suo fianco per oltre 40 anni, marito innamorato di Lina, la donna della sua vita. Presenti anche le istituzioni cittadine, provinciali, i maestri del lavoro, la Confindustria di cui il figlio Piero è vicepresidente. Tra i banchi, a titolo personale, anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che lo conosceva bene e lo stimava. Dovevano vedersi, ma non c'è stato il tempo. Paolo Petrucco, accompagnato dai suoi cari nell'ultimo viaggio, è stato sepolto a Butrio. Il ponte autostradale sul Tagliamento, una delle sue opere più importanti, un'opera che segnò anche una svolta economica per la regione. Le immagini d'epoca raccontano quella che fu l'opera più importante in Friuli nei primi anni 60 e il ponte autostradale sul fiume Tagliamento, e la fama di quel viadotto, simbolo del dopoguerra, del boom economico, è legata a un'intuizione, quella di Paolo Petrucco, allora appena trentenne, che decise contro il volere del padre, come lui spesso raccontava, di creare sul posto un impianto di prefabbricazione costosissimo per l'epoca, ma che si rivelò una scelta vincente. Infatti quella scelta consentì di costruire l'opera in 2 anni, un record per quei tempi. Nel 1965 l'infrastruttura dal costo di 900 milioni di vecchie lire vide la luce, e l'anno seguente, quando ci fu l'alluvione alla Tisana, raccontava ancora Petrucco, la gente riuscì a mettersi in salvo portando anche gli animali sul ponte. Sul cantiere all'epoca lavorarono giorno e notte circa 50 persone e la manodopera era formata per la maggior parte da carnici. Quel ponte segnò una svolta per il territorio friulano e veneto, finalmente uniti da un ponte e da un'autostrada. Fu un successo tecnico ed economico clamoroso. Nel 2019 il vecchio ponte fu smantellato per far spazio a un nuovo viadotto costruito anch'esso in soli 2 anni. E anche in quel caso fu deciso di creare sul posto un impianto di prefabbricazione non a caso, ma memori dell'intuizione di Paolo Petrucco. La pagina politica ci vorrà ancora pazienza per comporre le liste dei candidati nel centro-destra. Via libera invece a Stefano Patuanelli per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Nel nuovo centro potrebbe esserci Isabella De Monte. Chiuse le liste per il Partito Democratico, il centrodestra, quindi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi con l'Italia, è ancora alle prese con i vari tasselli da completare entro il prossimo 22 agosto. La partita verosimilmente verrà chiusa sabato con la consapevolezza che, al momento, spazi per i visitors in Friuli Venezia Giulia non ce ne sono. 3 le conferme quasi scontate, di cui 2 in Fratelli d'Italia, ovvero Luca Ciriani, capogruppo al Senato, e Walter Rizzetto alla Camera. Nel carroccio al momento l'unica che non dovrebbe avere problemi è Vania Gava, e in Forza Italia Sandra Savino. Ci sono poi altri nomi che circolano, in particolare tra gli assessori regionali, ovvero Barbara Zilli,
Basilli, Graziano Pizzimenti e Fabio Scoccimarro. Con il passo indietro di Renzo Tondo potrebbe salire la quotazione di Giulia Manzan. I tasselli però andranno tutti al loro posto nei prossimi giorni e la scelta finale verrà fatta a Milano. Per quanto concerne invece Azione e Italia Viva, c'è Isabella De Monte che aspira a un posto in Parlamento dopo l'esperienza a Bruxelles e poi potrebbe avere una candidatura in Friuli Venezia Giulia, ma anche in un seggio blindato Ettore Rosato, presidente del partito di Renzi. Domani comunque si scioglierà la riserva. Sul futuro del Movimento 5 Stelle la lista di Giuseppe Conte ha ottenuto il via libera dal voto delle parlamentari e quindi Stefano Patuanelli sarà candidato al Senato, mentre per gli altri nomi servirà ancora pazienza visto che i risultati saranno resi noti tra qualche giorno. Il prefetto di Udine Marchesiello ha riconsegnato al comune di Udine l'immobile sede della ex sede della prefettura. In mattinata sono state restituite le chiavi al vice sindaco Michelini e alla dirigente del servizio di qualificazione urbana Cristina Croppo. Dallo scorso maggio tutti gli uffici prefettizi sono collocati in via Pracchiuso. Essersi riappropriati della gestione del Palazzo del Governo, dice Loris Michelini, fa sì che si possa utilizzare per altri scopi e funzioni. Puntiamo a valorizzare questo edificio e renderlo funzionale, ma è ancora prematuro parlare di quello che faremo. Per il prefetto Marchesiello nasce una nuova era in cui cercheremo di coltivare nel migliore dei modi il rapporto con il territorio, aprendo la nuova sede al pubblico. Siamo solo all'inizio di questo percorso che accompagneremo con altre iniziative. Siamo in chiusura del nostro telegiornale, vi lascio a Sport FVG, grazie per averci seguito e buona serata, arrivederci.